Buonasera. Faccio una premessa. Io credo che il modo migliore per affrontare l'argomento sia quello un attimo di ascoltare e noi di non essere generici o evasivi. E nel dire questo, so benissimo che bisognerà partire da quello che il vice sindaco ha appena accennato, e cioè con l'ammissione di ritardi ingiustificati. Questo è un dato di fatto sul quale nessuno può discutere, perché se cominciassi io il discorso dicendo, accampando scuse di qualunque genere, non sarei credibile per quello che poi dirò dopo. Quindi le scuse le faccio a nome dell'amministrazione che dal 21-25 di ottobre del 2021 ha cominciato, perché le somme a ottobre 2021 già c'erano, e quindi da quel momento significa la prima giunta e la seconda giunta con tempi diversi. La prima giunta per 2 anni, la seconda giunta per 1 anno e 3 mesi, e il sindaco per tutti e 3 anni e 3 mesi. Ma il sindaco non è né l'assessore né altro, ma è comunque responsabile. Ma in queste chiamate di corresponsabilità non ci sono nelle 2 giunte persone che si possono tirare fuori, nemmeno chi stasera dirà dopo argomentazioni diverse. Quindi dobbiamo fare un'ammissione di onestà e dire: già nel 25 ottobre 2022 i soldi c'erano, per 2 anni la prima giunta non li ha utilizzati, per 1 anno e 3 mesi la seconda giunta non li ha utilizzati. Quindi partiamo da questo presupposto. Questo, scusate, e allora scusate, io non voglio essere ripetitivo. Abbiamo ascoltato gli interventi in rappresentanza dell'istituto, il religioso silenzio. Credo che questo rispetto debba essere dato anche a chi oggi è contraddittore in queste vicende. Quindi se non ascoltiamo diventa complicato poi capire e comprendere. Uno ascolta prima e poi si fa un'idea di quello che dice o di quello che non dice. Grazie. In questo caso non ho detto, non ho trovato giustificazione e niente, ho messo responsabilità, quindi fare le prestazioni che sono messe responsabilità mi sembra anche, voglio dire. Passiamo alle cose concrete, le risposte certe che avete chiesto. Allora, i lavori per quanto riguarda la Riccardo Valentini e la strutturazione del tetto cominceranno il 12 di marzo, che lo conferma il significa. Scusate, è stata comunicata la data, dico, faccio fatica io ad ascoltare. 12 marzo 2025 e finiranno, così vi dice la ditta che stamattina ho convocato per capire esattamente i tempi di inizio e tempi di termine lavoro. La ditta vi dice che le vuole 60 giorni per fare il lavoro e mi sta dicendo quindi 12 marzo inizia, fine lavoro 60 giorni, e questa è la prima risposta che voi avete chiesto. Poi i fondi sono esattamente quelli che voi avete letto e sono quelli che sono nella delibera che voi avete citato. Poi per quanto riguarda la risposta alla necessità e alla situazione comunque della Riccardo Valentini, vi do un'altra notizia. L'amministrazione ha la certezza, non sono né discorsi generici né promesse di finanziamento, ha la certezza di poter utilizzare 1.400.000 euro circa per la ristrutturazione della Riccardo Valentini. Noi avremo delle somme già concordate, già firmate e sottoscritte nell'ambito delle misure compensative dell'autostrada. L'ANAS ha già i soldi dentro, in cassa, e sono somme vincolate, quindi sono somme per le quali ci sono dei tempi abbastanza rapidi, perché l'ANAS ha intenzione e interesse a dare i soldi rapidamente, e le ha lasciate nella disponibilità dell'amministrazione. L'amministrazione ha deciso e ha scelto di utilizzare il progetto di massima, se non sbaglio, è di 1.400.000 euro, e verranno utilizzati
è la ristrutturazione della ricambio da messa in sicurezza e sistemazione ultimamente della scuola. Queste non sono né promesse generiche, la data non ve lo posso dire chiaramente, poi posso dire, aspettate, vabbè, ma cosa avete ascoltato? Scusate, vale anche per me, mi sapete ascoltare, vale anche per me, però se vogliamo fare un discorso ragionato, ascoltate. Mi dici cortesemente, rapidissimamente, che Salvo, i tempi che l'ANAS prevede per quanto riguarda la corrispondenza dei fondi, le anticipazioni? La presentazione delle schede come quelle e viene un attimo qua, se un attimo qui. Sì, buonasera. L'ANAS erogerà queste somme a seguito della noi dobbiamo presentare la prossima settimana delle schede che riguardano questi lavori ed altri lavori da fare per un importo complessivo di 5.200.000 euro, e a seguito della presentazione di queste schede sarà firmata una convenzione insieme alla ANAS, Comune di Lentini, Comune di Carlentini e Comune di Francofonte per la realizzazione di una serie di lavori, tra cui questi lavori di libertà progressiva. Erogeranno, credo, quello che hanno detto le conferenze di servizi l'ANAS, erogeranno nell'arco di un paio di mesi le somme subito le somme per la progettazione esecutiva di questo progetto di cui ho parlato insieme. Abbiamo una progettazione di massima, erogeranno quindi le somme per la progettazione esecutiva e da una tempistica che si può presumere si arriverà a giugno ad avere la progettazione esecutiva, e quindi credo che entro la fine di quest'estate riusciremo anche ad affidare i lavori a una ditta secondaria. Questo è un'altra possibilità. Poi, scusate, andiamo avanti. Qua possiamo soltanto avere qualche problema nel quantificare i tempi, e questo ve ne rendo conto pure io, però vi posso garantire che l'ANAS ha i soldi già in cassa e ha voglia di accelerare i tempi. Però se mi dite che non dipende da noi quando inizieranno i lavori, questo non ve lo posso dire, ma non si tratta però di somme che dovranno arrivare perché forse sono somme certe. Sarà un mese e più, 2 mesi in più, 2 mesi in meno, ma arriveranno e la scuola sarà rifatta. Poi, sempre per parlare, perché io affronto da qui il problema anche sotto un altro versante, perché la Riccardo Valentini ha accorpato l'Istituto Vittorio Veneto, quindi i mobili sono utilizzati anche perché c'è stato un accorpamento, per cui voglio dire, è evidente che comunque quei moduli che erano già prima usati devono essere riusati obbligatoriamente. Per quanto riguarda gli altri interventi che alla fine risolveranno, non certamente nei prossimi 3-4 mesi, e lo sappiamo benissimo, la situazione delle aule, per quanto riguarda gli scolastici, noi abbiamo altre 2 possibilità. Una è il finanziamento di 1,5 milioni che riguarda l'ex polizia, il finanziamento già ottenuto. Noi siamo arrivati 9 su 17 finanziati, e questo permetterà di recuperare, credo, non vorrei sbagliare, 9 o 10 aule che siano in carico alla Marconi, che sia in carico l'ex polizia alla Marconi, significa poco, perché in sede annualmente della verifica della situazione degli istituti, evidentemente se alla Marconi quelle 10 aule in più non serviranno, comunque quelle aule saranno messe a disposizione anche dell'altro istituto. Restando che poi 3 giorni fa, 3 o 4 giorni fa, sono arrivati 1.900.000 euro per quanto riguarda l'Istituto Vittorio Veneto, e oggi è stato fatto la ripresa dei lavori, se non sbaglio, sì, per riprendere i lavori alla Vittorio Veneto. Quindi, riepilogando, la cosa più certa dell'immediato e più rapida è il tetto pipistrano, la metà del tetto pipistrano, perché voi sapete che non è tutta quanta la terrazza,
è una parte ed è quella della quale abbiamo sempre parlato, e questa è una cosa Non certa. solo 3 auto, 3, 5, abbiamo parlato sempre di 5 auto. Per noi contano le delibere, e le delibere che poi si fa riferimento, sono pubblicate, io ce l'ho qua. Sì, Quelle che prevede, le delibere, quelle che prevede, no, e quelle che no, comunque. sindaco, no, perché questo era un discorso precedente, quando siamo venuti anche qui ad ascoltare, le aule erano 5 e oggi sono 3, quindi se sono aumentati i prezzi. Allora, no. l'intervento è sempre lo stesso di quello che è stato stabilito fino al 2022-23. Non è Esattamente così. no, benissimo che è così. Per noi parla la delibera è quella. La vediamo se Poi, no, è pubblicata, lei che si è informata sul lavaggio vincolato, lei si vede che delibera la sua collegio non la tenere. Ce l'ho qua, se vuole ce l'ho qua. E le dico pure che l'ho portato. E le dico pure chi l'ha portata. E dico anche chi l'ha votata. E lei che aggiunge. Perdonatemi, Allora, andiamo avanti. Poi, un'altra cosa, per quanto riguarda poi quella favoletta che però ha fatto tanto male al sottoscritto, perché le cose vere io me le prendo, le cose che io dico mi assumo la responsabilità, delle cose che non ho mai detto non me ne assumo la responsabilità. Io ho ricevuto insulti, alcuni anche pesanti, per una frase che non ho mai detto, è scritto chiunque dire che io faccio detto. A proposito del fatto che il comune non avrebbe pagato il trasloco dei banchi, e lei ha pagato. Io non l'ho detta mai. Io non l'ho detta mai. Io non l'ho detta mai. Allora consentiamo. Allora, perdonatemi, io non voglio ogni 5 minuti richiedervi di ricondurre la seduta. Consigliere Marchese. Allora, io credo che questa seduta serva a tutti, ma soprattutto a fare chiarezza. Quindi consentiamo gli interventi nella massima serenità. Poi se la dirigente vorrà intervenire, interverrà. Sindaco, concluda, prego. Sì, quindi dalla parte anche perché l'amministrazione grazie a impegnare un discorso del genere per 100 euro sinceramente non esiste. Poi che sulla donazione è una scelta della paese che non può entrare perché ognuno si gestisce la propria cosa. Dopodiché Professoressa, per cortesia. io ribadisco, le cose che possiamo dire sono quelle su inizio lavori e quelle del Dantonette e le confermiamo. Per il resto, vediamo dagli altri interventi, mi serve che gli interventi non sono finiti.